C'è chi cerca strade alternative sconosciute a più, chi invece studia orari migliori e flussi prima di mettersi in strada e infine c'è chi gioca al pistolero per evitare le code. Ebbene sì, è accaduto domenica scorsa lungo la strada in uscita da Jesolo. Due giovani stranieri di 18 e 21 anni dopo una giornata di mare sono saliti a bordo di un SUV e hanno pensato bene di seminare il panico. I due, infastiditi dalle lunghe attese, per saltare la coda di vacanzieri giornalieri in uscita da Jesolo hanno puntato una pistola, risultata poi finta verso gli automobilisti incolonnati, effettuando un sorpasso di centinaia e centinaia di metri. Sulla strada hanno urlato minacce e insulti, intimorendo chiunque non li lasciasse passare. Sono stati attimi concitatissimi in cui due, un romeno e un moldavo, hanno creato il terrore tra gli automobilisti a folle velocità con il braccio armato fuori dal finestrino. Molte le segnalazioni arrivate al 113. Sul posto è intervenuta una volante della polizia che li ha individuati e fermati lungo viale Adriatico, mentre si confondevano tra gli altri veicoli che formavano il serpentone. I due ragazzi avevano a bordo anche due donne. Dapprima hanno tentato di evitare il controllo. I poliziotti però hanno controllato l'auto e nel cruscotto è saltata fuori la pistola semiautomatica finta. Nel bagagliaio avevano anche una mazza da baseball. Entrambi sono stati denunciati.